Buonasera dal Palatedeschi, 21esima giornata in Serie 2 Elite. Torna a giocare in casa il GG Teamwear Benevento 5, che oggi nel remake della recente sfida di Coppa Italia riceve la Cadi Antincendi Futura. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e noi tra poco andremo alla lettura delle formazioni, con il Benevento che schiera con il numero 3 Mellone, 7 Crescenzo che è il capitano, 9 Salas, 10 Abdala, 11 Renoldi, 12 Rosato, 17 Bolognino, 18 Caruso, 20 Montefalcone, 24 Zonta, 27 Rafinha, 99 Luchignas. A disposizione del tecnico Fausto Scarpitti. Risponde la Cadi Antincendi Futura con numero 1 D'Agostino, 3 Melito, 5 Scopelliti, 8 Pizzetta, 9 Onorio, 10 Cividini, 11 Cambareri, 12 Parisi, 14 Cadu, 23 Mendes, 54 Falcone, 99 Minella. A disposizione del tecnico Antonino Martino. Il primo arbitro Antonio Carnazza della sezione di Taranto, il secondo Gianluigi Squilletti della sezione di Campobasso. Il crono sarà diretto da Emilio Viviani della sezione di Nocera Inferiore. E quindi dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Futura, in una partita infinita che si è conclusa ai tempi supplementari, il Benevento riceve nuovamente la Futura che ha ricevuto 3 punti a tavolino contro il Pescara e ha scalato le posizioni in classifica. La squadra calabrese attualmente al 4° posto. Benevento invece che deve rispondere alla vittoria del Sulmona, che ha espugnato e rimonta il campo del Soverato, e ad ora -1 la squadra di Ricci da quella di Scarpitti. E quindi questa sera gara dai tantissimi argomenti. Benevento che poi martedì tornerà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia qui al Palatedeschi. Arriverà l'Academy Pescara, ci sono le Final Four in palio. Però oggi è tempo di campionato, è tempo della 21esima giornata nel secondo campionato nazionale, un campionato sempre più equilibrato. Benevento che la scorsa settimana ha pareggiato 5-5, una partita incredibile con New Taranto sotto 5-1. La squadra di Scarpitti è riuscita con il portiere di movimento a ribaltare e ad agguantare il pareggio nel finale. Quindi tutto pronto, si attende solo il fischio da parte degli arbitri. Parte ora la partita con il primo possesso della squadra di Scarpitti, con Renoldi che serve Caruso. Renoldi ancora per Abdala, Caruso, passaggio intercettato. Abdala, deviazione da parte di Cadu. Rimessa battuta Renoldi, Rafinha dalla distanza, la tiene Parisi, destro poi smorzato. Rafinha autore di una tripletta sabato contro il New Taranto, arrivato a 12 reti in campionato. Qui la giocata di Abdala che salta Falcone ma trova una deviazione, palla fuori, Renoldi ci prova male, rimessa dal fondo per Parisi. Falcone in avanti, Pizzetta colpisce Caruso. Ancora Pizzetta, largo c'è Onorio, servito in buca per Mendes. Quindi Falcone serve Onorio all'indietro da Pizzetta, ancora Mendes. Pizzetta, riesce la palla, fallo intanto di Caruso su Falcone. Arriva il primo fischio del match, primo fallo della partita, quello di Caruso su Andrea Falcone. Punizione per la Futura ed entra
Cividini per questo calcio piazzato, capitano della Catena Antincendi Futura. Parte Pizzetta, colpisce Renoldi in barriera, palla che scorre, quindi Cividini lascia nuovamente il posto a Falcone che rientra in campo. Rimessa laterale per la squadra calabrese con il numero 54 che si appresta a battere. Onorio. Pizzetta. Renoldi intercetta per un istante. Palla rimessa dal fondo. Parisi. Lancio lungo. Anticipato Onorio da Caruso e quindi Rafinha. Abdala. Renoldi. Rafinha. Abdala. Renoldi. Giocata qui di Abdala che non riesce però a sgucciare via, va ancora a duellare con Mendes. Non salta Pizzetta che lo ferma. Rimessa laterale per il Benevento. Rafinha. Caruso. La giocata mette fuori Pizzetta, non c'è fallo, rimessa laterale per il Benevento. Palla fuori, Renoldi ci prova. Parisi risponde presente, prima occasione del match sui piedi di Vitor Renoldi, che sabato scorso ha trovato il suo primo gol in trasferta con la maglia del Benevento. Palla dalle parti di Montefalcone. Ci prova Montefalcone, calcia alto. Onorio. Pizzetta salta, Caruso, va via il numero 8, 3 contro 2, Mendes, palla al centro, deviazione di Abdala, occasione per la Futura, tutto nasce da una grande giocata di Pizzetta, ha spaccato il campo con quel movimento su Caruso, rimessa, anzi no, calcio d'angolo per la squadra di Martino. Palla fuori, ci riprova Pizzetta, Montefalcone e spinge con i piedi, molto pericoloso Pizzetta, 17 reti in campionato per lui. Cividini, quindi Mendes, Pizzetta, Rafinha in vantaggio ma la palla è per Onorio, ancora Pizzetta, sempre Mendes a duellare con Vitor Renoldi, alla meglio il numero 11, alla fine Mendes riesce a recuperare la palla, occhio a Cividini che lotta, Caruso, Rafinha, non la tiene in campo Abdala, rimessa laterale per la Futura che poco fa si è fatta vedere dalle parti di Montefalcone, un destro di Ariel Pizzetta. Cividini intercetta Rafinha, Cividini ancora, Rafinha in possesso, lotta di due, alla fine rimpallo addosso ad Abdala. L'ultimo tocco è stato dell'argentino della Benevento e sarà calcio d'angolo. Palla fuori, il sinistro di Cividini, fuori. Tanto arrivano i primi cambi anche per Scarpitti, entra in campo Volognino.
Rafinha. Scambia con Bolonnino. Renoldi. Ancora per Rafinha. Renoldi. Bolonnino. Renoldi. Tenta la giocata su Onorio. Rimessa Benevento. È stato in campo anche Salas. Tanto Montefalcone ha messo il pallone fuori. Problema al volto per Cividini. Cedo d'intesa con Montefalcone e Cividini restituisce palla al Benevento e quindi anche Salas in campo per Scarpitti. Bolonnino. Scarpitti. Quindi manda in campo il Ciolo Salas. Giocata qui di Rafinha che va via. Rafinha! Se l'ha inventato! Rafinha Rizzi, che gol! Quello del numero 27 che supera il suo avversario e batte Parisi in uscita. Gol numero 13 per Rafinha Rizzi, che sblocca il punteggio al quinto minuto del primo tempo. Gol bellissimo di Rafinha Rizzi. Onorio intercetta De Crescenzo. Parisi. Cividini. Onorio. Cividini. Ci prova Onorio, destro smorzato. E palla tra le braccia di Montefalcone. De Crescenzo. Salas. Rafinha. Bolonnino. Salas. Salas giocata, palla per Rafinha che imbuca per De Crescenzo. Palla deviata. Bolonnino. Va via Bolonnino, tiene la palla in campo, anzi no. Uscita in un secondo momento, rimessa dal fondo. Cadu. Onorio. Sbaglia il passaggio per Scopelliti. Rimessa Benevento. Salas, Rafinha, Bolonnino. Rafinha. Ancora Bolonnino. De Crescenzo. Bolonnino. Salas. Rafinha. Bolonnino. De Crescenzo. Rafinha. Montefalcone. Bolonnino. Giocata su Minnella. Va via Lele Bolonnino, l'assist per Rafinha che sterza ma viene fermato
da Cadu, che legge le intenzioni del brasiliano e guadagna anche una rimessa, perché l'ultimo tocco è stato dell'autore dell'1-0, che ora lascia il campo in luogo di Zonta. Minnella prova il sinistro, addosso a Volonnino, ancora il 99, fallo di Volonnino. Fallo numero 2 per il Benevento. Parte Cividini, l'assist per il sinistro di Pizzetta, saggio lungo quello di Cividini. Pizzetta non è riuscito a coordinarsi in maniera in una buona maniera e quindi insomma murato, rimessa per la futura. Ci prova intanto qui Minnella, palla sul fondo, Monte Falcone innesca Salas e quindi Abdala. De Crescenzo, Abdala, Salas, Zonta, De Crescenzo, Salas, cambia gioco, saggio lungo per Abdala, rimessa laterale per la futura. 12:55 da giocare, 1-0 per il Benevento, la rete di Rafinha, come un po' successo in Coppa Italia con Rafinha proprio che trovò la rete del vantaggio giallorosso. Poi ci fu la rimonta della futura che chiuse avanti 2-1, poi la doppietta di Abdala per il 3-2, il pareggio di Cadu per il 3-3, Cadu che poi è stato espulso nel primo tempo supplementare. Benevento che ebbe la meglio, 5-3, nel finale espulso anche Onorio. Come abbiamo detto all'inizio cronaca, Benevento che martedì tornerà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. C'è un posto per le Final Four in palio di Ancona di fine marzo. Intanto Onorio duella con Zonta, palla al centro, intercetta Rosato e Zonta non bada allo spettacolo, spazza via. Rientra Caruso al posto di De Crescenzo. Ci prova qui Scopelliti, trova una deviazione. Mette fuori Caruso. Scopelliti, palla che passa, Onorio alleggerisce per Parisi, pronto al lancio che arriva, colpo di testa credo di Falcone se non erro, palla alta. Rosato, Abdala, Rosato, Zonta, Abdala, cerca Rosato tra le linee, si chiude il triangolo, ancora l'argentino in possesso, cerca con gli occhi e trova Caruso. Rosato,
Ancora Rosato che viene fermato da Falcone, 8 3 contro 2, va via Minnella, Falcone, passaggio di ritorno sbagliato per Minnella, alla fine Zonta capisce tutto, si è fatto male Rosato. Il momento in cui ha perso il pallone e la Futura ha messo la sfera fuori. E Rosato restituisce palla alla Futura, si è ristabilito numero 12, arrivato dal mercato invernale dalla Pirossigeno Cosenza, autore di 3 reti in giallorosso. Falcone. Cividini non la tiene sul passaggio del 54, classe 2002 della Futura. Abdala. Rosato. Caruso. Abdala. Avanza doppio passo, Abdala va via, palla al centro. Non ha trovato nessuno. Si salva la K di Antingeni Futura. Questa circostanza. Riparte Falcone. Pizzetta. Cividini. Falcone. Scopelliti. Cividini. Falcone. Ancora Cividini, la sterzata qui di Pizzetta che calcia, trova una deviazione, sarà calcio d'angolo per la Futura. Pizzetta. Scopelliti. Ancora Pizzetta. Scopelliti. Parisi. Pronto al lancio che arriva a lungo. Montefalcone non la trattiene. C'è stata la deviazione del 20 e quindi sarà calcio d'angolo per la Futura. 9:52 da giocare. Corner per la squadra di Martino. Palla fuori, Cividini si coordina e calcia. Montefalcone. Calciato in un amen, Cividini, fortissimo. Rimessa intanto per la Futura. Pizzetta tenta la giocata su Abdala, ultimo tocco dell'argentino giallorosso. Pizzetta batte subito, Cividini ha un po' di spazio, serve Scopelliti. La Figna intercetta e torna da Rosato, pressato da Cividini. Rosato spazia in avanti, trova Caruso. Spalle alla porta, Caruso scarica per Abdala, sovrapposizione di Rafinha che va a fare blocco. Ancora Abdala, fallo su Rafinha da parte di Pizzetta che viene ammonito, cartellino giallo per il numero 8. Primo fallo della Futura, le proteste del giocatore classe 1990 che non è nella lista dei diffidati. 2 per parte, Rafinha e Luchignas per Scarpetti, Falcone e Minnella per Martino. Si stacca Abdala, parte la Figna. Tocco per Renoldi. Parisi si distende e dice di no.
Calcio d'angolo battuto, Abdala, Renoldi entra in area, ancora Parisi spaccata, rimpallo, alla fine Cividini non riparte perché Caruso anticipa e torna da Montefalcone. Un po' di spazio Caruso, si fa vedere Abdala ma torna da Renoldi. Rafinha, Renoldi, rischia un po' qui Renoldi, Cividini recupera, Montefalcone e poi Caruso mette fuori le proteste di Renoldi che voleva il fallo. Tanto un cartellino giallo per un componente della panchina del Benevento per proteste. Ha rischiato un po' Renoldi. Cividini ha rubato palla, bravo ancora Montefalcone sul capitano della Futura. Palla fuori per Pizzetta che incrocia il destro. Palla fuori. Altra chance per la Futura. Renoldi. Rafinha, Renoldi. Bolognino. Renoldi, Caruso, Renoldi, Rafinha, Renoldi, Bolognino, duella con Mendes e quindi Caruso sull'imbucata di Renoldi, ancora Caruso, lascia Rafinha, la palla passa e Renoldi non riesce nella deviazione sotto porta. Time out per Martino, chance per il Benevento con Vitor Renoldi sull'imbucata di Rafinha. Termina il time out per le due squadre, 7:54 da giocare, 1-0 per il Benevento. Il gol al quinto minuto di Rafinha, una bella azione personale. Tanto palla per Onorio, Montefalcone legge tutto, poi Cadu, passaggio complicato per Parisi. I due non si sono capiti bene e quindi calcio d'angolo. Bolognino, palla fuori per Renoldi. Montefalcone mette fuori Pizzetta, diventa quasi un tiro, occhio che la porta è vuota e poi Cadu si divora l'1-1, la deviazione di Montefalcone, calcio d'angolo, che rischio che si è preso il Benevento.
Clamorosa occasione per Cadu. C'è stata poi la deviazione di Montefalcone. Futura ad un passo dall'1-1. Un'azione un po' rocambolesca. Onorio, palla fuori, Pizzetta. Rafinha lo anticipa, tenta di far ripartire Renoldi, passaggio lungo, Parisi la tiene. Renoldi intercetta, va via, Murato, Rafinha. Bolognino. Doppio passo di Bolognino su Cadu, non tiene la palla in campo. Il 17 giallorosso, rimessa per la Futura. 6:56, termine del primo tempo. Onorio, Cadu, faccia a faccia con Bolognino, si accentra il numero 14, torna a duellare, calcia, deviazione credo di Onorio. Che occasione per la Futura sulla grande giocata di Cadu. Tanto è entrato Salas, non riesce a servire Caruso. Destro violento di Cadu con la palla deviata credo da Onorio. Il tiro era molto forte, si è salvato il Benevento per la seconda volta consecutiva sulle iniziative del numero 14, che va ancora a duellare con Bolognino. Bolognino questa volta ruba palla, va via Bolognino che calcia, ma l'arbitro fischia fallo. Va ad ammonire Cadu per aver trattenuto Salas. E quindi secondo giallo del match, dopo Pizzetta anche Cadu viene ammonito. Fallo numero 2 per la Futura, lotta Luquinhas, deviazione di Cadu, poi quella di Luquinhas, rimessa per la Futura. Pizzetta, Parisi, lancio lungo per Onorio, Rafinha, Salas, Bolognino, Rafinha, tenta la giocata Bolognino, non riesce a servire Luquinhas, rimessa dal fondo per Parisi. 5:45, termine del primo tempo. Pizzetta, Onorio, Pizzetta, cerca e trova Onorio, una gran palla, ancora Onorio, nuovamente Pizzetta, Onorio ci prova, Montefalcone con i piedi sul primo palo. Luquinhas, deviazione di Pizzetta, Zunta, Bolognino, Luquinhas, Zunta, Bolognino, Salas, Zunta, Salas, prova il destro! La deviazione di Parisi, la giocata della Cholo Salas che aveva visto Parisi un po' fuori dai pali, destro preciso e Parisi deve allungarsi e Scarpitti chiama time out, vuole sfruttare questo calcio piazzato il tecnico del Benevento. 4:42 da giocare.
Termina il time out. Si partirà quindi con questo calcio d'angolo con Salas alla battuta. Palla per Luquinhas, murato. Un ottimo Onorio e quindi Montefalcone. Volonnino 1 contro 1 con Mendes. Luquinhas, Zonta, Parisi e la traversa di Luquinhas. Grande occasione per il Benevento con il suo numero 99. Tutto nasce da una grande azione di Volonnino. Cividini. Scontro con Salas che si è fatto male al piede destro. Chiarimento tra i due giocatori molto esperti. Uno classe 90, quello del Benevento. 88 invece il capitano della Futura. 4-10, poco fa la traversa di Luquinhas. Onorio. Parisi lancia, non trova Minnella. Salas, De Crescenzo, Salas, Zonta, ancora Salas, De Crescenzo allunga per Luquinhas che torna da Zonta. Salas, Luquinhas, Zonta. Salas non riesce a trovare De Crescenzo. Rientra Rafinha al posto di Zonta. 3:25 al termine del primo tempo. Cividini lotta con Rafinha. Minnella, Onorio. Deviazione di Luquinhas. Onorio sbaglia qui il destro di Salas vicino al 2-0, non sfrutta l'errore di Scopelliti che non si era capito con Onorio e Salas ha calciato di prima intenzione. Tanto Cividini francobollato dalla Figna che lo ferma. Seconda occasione consecutiva per il Benevento. Minnella, Scopelliti, Onorio, ancora Cividini. Sovrapposizione di Scopelliti, Cividini cerca l'imbucata, la palla torna al numero 5 che si affida a Parisi che salta De Crescenzo, calcia Parisi, occhio che la porta è vuota, ci prova Montefalcone, destro sul fondo, non preciso, del numero 20 del Benevento. 2:35 riparte Scopelliti. Onorio francobollato da Abdala e quindi lancio di Minnella, non riesce a chiudere il triangolo con Onorio. Rafinha, Salas, De Crescenzo, Rafinha, Abdala, Salas, fermato da Minnella, rimessa per squadra giallorossa. Abdala, De Crescenzo, Salas, De Crescenzo, Rafinha, Abdala, De Crescenzo non la tiene in campo. Rimessa per la Futura. De Crescenzo recupera, quindi Abdala, Salas lascia Rafinha che colpisce De Crescenzo, Rafinha un'altra volta, alto. Ultimi 90 secondi di questo primo tempo.
Cividini, Scopelliti, intercetta De Crescenzo, il passaggio di Pizzetta, poi l'ultimo tocco è stato del capitano del Benevento, rimessa per la Futura. 1:18. Onorio, Scopelliti, Pizzetta cerca e trova Cividini che fa correre Onorio, passaggio lungo di Cividini. Abdala, De Crescenzo, Caruso, Abdala, Rafinha, Abdala, Caruso, movimento di De Crescenzo, torna da Rafinha, destro schiacciato questa volta del numero 27 del Benevento. ...40 secondi... Onorio, Falcone, Onorio, Cividini, giocata qui di Onorio, deviazione di Caruso, Onorio, Falcone, Cividini, calcia Pizzetta, trova la deviazione di Renoldi, calcio d'angolo per la Futura, 21 secondi. Palla che resta lì dopo il colpo di testa di Caruso, Montefalcone la tiene, lancia a lungo per Renoldi, non ci arriva, numero 11. Vediamo se c'è tempo per un'ultima sortita offensiva per la Futura. Sbaglia Onorio, l'appoggio per Cividini. Suona la sirena, si va all'intervallo con il Benevento avanti 1-0 sulla Futura grazie al gol di Rafinha, e noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco sempre in diretta qui alla Palatedeschi sul canale YouTube della
Riprende la gara. Si riparte dall'1-0 a favore del Benevento con il gol al minuto 5 di Rafinha. Tante occasioni da ambo le parti. Abdallah, Renoldi, Salas, Abdallah, Renoldi, Rafinha, si libera e calcia Parisi. Poi palla messa fuori, sempre il più pericoloso del Benevento. Rafinha, Salas, lancio intanto per Renoldi che la mette giù e calcia Parisi in due tempi. La tiene reattivo il portiere della Futura. Poi qui non alternative al tramonto dei 4 secondi, preferisce metterla in rimessa laterale dopo la conclusione da parte di Vitor Renoldi. Abdallah, Renoldi in avanti, Salas di testa, la palla torna al Ciolo, però preferisce la rimessa laterale. Rafinha in mezzo a 3, torna da Salas che a sua volta va da Renoldi. Renoldi ancora, Rafinha, Salas, Rafinha, Salas, Abdallah, vede il movimento di Rafinha che va via e poi da terra Pizzetta rischia l'autorete. Tra chance per il Benevento. Renoldi di testa, Salas, la palla torna al numero 9, Rafinha, Renoldi, Salas col destro, Parisi si distende e dice di no. Buon inizio di ripresa da parte della squadra di Scarpitti. Renoldi non riesce a servire Rafinha nei 4 secondi e quindi la rimessa passa alla Futura. Pronto qualche cambio per Martini. Intanto il movimento qui di Cividini. Montefalcone spazza via. Non è soddisfatto l'allenatore della Futura di questo inizio di ripresa della sua squadra. Parisi, Falcone in avanti, Pizzetta. C'è stato un errore nel passaggio di Parisi. Salas, Renoldi tenta la giocata, Cividini lo ferma. Abdallah, Rafinha, primo tocco è stato di Abdallah, rimessa per la Futura. Sono trascorsi 2:30 di questa ripresa. Onorio lascia a Pizzetta che calcia lontano dalla porta di Montefalcone, il destro del numero 8. Lancio di Montefalcone per Abdallah, colpo di testa di Onorio, Pizzetta torna da Parisi, pressato a vista da Abdallah, lancia a lungo il portiere, Montefalcone anticipa Rafinha, ma con i pugni mette rimessa laterale.
Ci prova Pizzetta, Murato, tenta di ripartire Salas, Renoldi, Rafinha, Renoldi, ancora Rafinha, Abdala, Salas, finta di corpo, va via Salas, alla fine Falcone, grande intervento in estirada, Parisi pronto al lancio, al tramonto dei 4 secondi, sbaglia l'appoggio per Falcone, rimessa a Benevento. Renoldi, Rafinha, Abdala, palla addosso a Pizzetta, Renoldi, Rafinha, Abdala, Salas, cerca un passaggio di ritorno complicato, Cividini, faccia male. Salas, Renoldi, Abdala, Rafinha, ancora Abdala, tenta la giocata, palla fuori, rimessa futura. Onorio, in avanti, lancio per Onorio che però non aggancia. Era buono il passaggio di ritorno di Scopelliti. Bolognino, Rafinha, Renoldi, Bolognino, cerca con gli occhi Abdala, scucchiaia per Abdala, colpo di testa di Scopelliti che alleggerisce per Parisi. E quindi Onorio, lotta Scopelliti, Pizzetta, Onorio in avanti col petto, Bolognino intercetta, rimessa futura, 15:20 da giocare, sempre 1-0. Onorio, altra rimessa però dalla parte opposta per la futura. Un ceffalo di Bolognino su Cividini, riparte il 17, anzi su Onorio, e quindi Renoldi avanza, però è da solo, lascia Rafinha che carica il destro, palla fuori. Rientra Mendes al posto di Onorio. Scopelliti, avanza, Pizzetta rischia, Badalla blocca il passaggio del giocatore, intanto rientra anche Marco Rosato al posto di Abdala. Scopelliti, Pizzetta, Cividini, attenzione all'inserimento di Scopelliti senza palla, non c'è fallo, rimessa per Montefalcone, Bolognino, Rosato, Rafinha di prima rischia un po', si scontrano quasi Montefalcone e Rosato, alla fine palla messa fuori. Scopelliti in avanti per Cividini, Scopelliti, la deviazione di Mendes sotto porta, Montefalcone dice di no, che occasione per Mendes,
Attento il portiere del Benevento, ci riprova Pizzetta, mette fuori Rafinha, Volognino, salta Cividini, fallo e cartellino giallo per Cividini. Terzo giallo del match, tutti per la Futura. Dopo Pizzetta e Cadu anche Cividini entra nella lista dei cattivi. Ammonito un altro componente della panchina del Benevento per proteste. Non è finita la diatriba tra Volognino e Scopelliti. Richiamo da parte di Squilletti. Rafinha, Volognino, Rosato, Volognino, Caruso, lancio per Rosato, sbagliato, rimessa per la Futura. Cividini, fermato da Rafinha, corre il numero 10. Si sposta anche, si allarga Parisi, tanto Rosato la tiene, intercetta Mendes che poco fa ha avuto una grande occasione per impattare il punteggio. Tanto rientra Minnella al posto di Cividini. Pizzetta, Minnella, Scopelliti, ancora il 99, fermato da Volognino. Scopelliti, Minnella, ancora a duellare con Volognino. Rosato ferma la giocata di Scopelliti e quindi Parisi, Minnella in avanti, Pizzetta, Rafinha in vantaggio su Mendes. Palla per Mendes, lotta con Zonta. Minnella, in buca per Mendes, con Caruso che legge la giocata, anticipa Scopelliti che stava per calciare verso la porta di Montefalcone. 12:50. Rosato fermato da Mendes. Caruso in mezzo a due, rimessa a Benevento. Volognino, Zonta, Rosato, Caruso, palla che passa, Volognino si accentra, non calcia, torna da Caruso che apre il sinistro, lontano dalla porta di Parisi. Minnella in avanti, Caruso in vantaggio.
Montefalcone, Bolognino. Rischia sull'attacco di Minnella, la palla esce. Rimessa a Benevento. Bolognino. Zonta. Rosato. Bolognino, non c'è fallo di Minnella, rimessa futura. Rientra Abdala al posto di Bolognino. Tanto Montefalcone è in vantaggio. Spazza via. Pizzetta in avanti, non riesce a servire Mendes. Zonta. Rosato. Abdala. In scivolata Mendes blocca l'avanzata dell'argentino. Abdala. Va via il numero 10, fallo di Scopelliti, cartellino giallo anche per il numero 5. Quarto giallo per la Futura. Ancora a terra Abdala dopo il fallo di Scopelliti. Si rialza, zoppica l'argentino, aiutato anche da Cividini. Zonta. Rosato. Salas. Caruso. Fermato da Pizzetta. Che chiedeva un fallo per la trattenuta di Caruso nel duello. Salas. Riparte da Montefalcone che rischia sull'attacco di Mendes e poi la mette fuori. Altro rischio già successo nel primo tempo. Rimessa Futura. Zonta. Rosato. Zonta. De Crescenzo. Rosato. Lancio per Zonta che la tiene in campo. De Crescenzo, la palla passa. Zonta al centro, deviazione esterno della rete, calcio d'angolo per il Benevento. 10:37 da giocare. Poco fa un'occasione potenziale per la Futura sull'errore di Montefalcone in uscita. Ora sto tiro cross di Zonta deviato, calcio d'angolo, palla fuori. Rosato al volo! Rosato al volo! Cosa si è inventato Marco Rosato? Gol pazzesco di Rosato! 2-0. Bellissimo il gol di Rosato che fa 4 in campionato con il Benevento, terzo al Palatedeschi, ma questa è una gemma.
Tutto nasce da un'azione insistita di Zonta. Bellissimo il gol di Rosato. E intanto Montefalcone si scontra con Renoldi. Palla che passa, dovrebbe essere rimessa per il Benevento contro fallo. Intercetta Salas che va via, occhio Salas, la rete del Ciolo Salas, primo gol con la maglia del Benevento per Salas che approfitta dell'errore in impostazione della Futura, salta Parisi e deposita la palla in fondo al sacco. Il gol di Ciolo Salas. E quindi in 40 secondi 2 gol del Benevento che si porta sul 3-0. Attenzione intanto a Cadu, palla per Mendes che non riesce a calciare. Entrato in campo il numero 14 che ancora doveva entrare in questa ripresa. Cadu intercetta Salas, ancora Falcone, intercetta Zonta, Cadu perde palla, in avanti Zonta, intercetta Volonnino, rimessa per la Futura. 9 minuti, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, abbiamo visto 2 gol in 30 secondi, 2 gran gol, prima quello di Rosato al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi Salas che ha intercettato una palla, ha saltato Parisi nella sua classica giocata. Abbiamo commentato tanti gol di Salas di questo genere, soprattutto con la maglia del Real San Giuseppe, e intanto qui Montefalcone non si capisce con Volonnino, rimessa per la Futura. Cadu, Mendes, Falcone, fermato da De Crescenzo che poi sbaglia l'appoggio per Volonnino, palla che resta lì, fallo del numero 17 del Benevento, primo fallo del Benevento in questa ripresa. 8:41 da giocare, cartellino giallo per Volonnino, primo ammonito per la squadra di Scarpitti. Dei 5 ammoniti nessuno era nella lista dei diffidati, 4 per la Futura, 1 per il Benevento. I diffidati sono Rafinha e Lughignas per la squadra di Scarpitti, come abbiamo già detto nel primo tempo. Falcone e Minnella invece per Martino. Punizione dal limite per la Futura. Si sposta Onorio,
Palla fuori, Cividini sul fondo, occasione per la Futura. Montefalcone, lancio lungo, De Crescenzo, lotta in mezzo a due, perde palla, Pizzetta, Parisi, Onorio, Cividini, ci prova Bertonorio, palla deviata, calcio d'angolo. Time out per Martino, vediamo se sarà il momento di un eventuale portiere di movimento. Sì, perché come possiamo vedere, eccolo qui, c'è Minnella con la maglia del portiere di movimento e quindi sarà 5 contro 4 per Martino a 8:18 dal termine della partita. 3-0 per il Benevento. Questa ripresa abbiamo raccontato il gran gol di Rosato e quello di Salas. Primo gol per Salas con la maglia del Benevento, quarto per Rosato, terzo al Palatedeschi. Ma come sappiamo in questo sport, uno sport del demonio, 8 minuti e 18 secondi sono un'eternità. Lo sa bene Martino e quindi si gioca il tutto per tutto con il 5 contro 4. C'è Minnella quindi con la maglia del portiere di movimento. Scarpitti prende le precauzioni del caso. Si ripartirà con un calcio d'angolo in favore della squadra ospite. Minnella, Pizzetta, Scopelliti, Minnella, ancora Minnella, Scopelliti, alza la testa, serve Pizzetta, Onorio, ancora Pizzetta, Minnella, Cividini, cerca spazi la squadra di Martino. Cividini, Minnella, Onorio, ancora il 99, giocata su Volonnino, calcia, esterno della rete. Velocizza Montefalcone, rientra ora Parisi, avanza Volonnino che ha un po' di spazio. Non salta Cividini che lo ferma, l'ultimo tocco è del capitano della Futura. Poco fa occasione per Minnella. Rafinha, Renoldi, splendida palla per Volonnino che ha un po' di spazio, va via il 17, Volonnino, palla per Caruso che non ci arriva, rimessa laterale, esce subito Parisi, rientra subito Simone Minnella per il 5 contro 4, rientra anche Abdalla che quindi si è ristabilito dopo la botta ricevuta da Scopelliti. 7 minuti esatti al termine del match. Minnella, Cividini, Scopelliti, Onorio carica al sinistro, intercetta Abdala, palla che resta lì, alla fine Zonta ci prova e poi Abdala, palla fuori, vicino al 4-0 il Benevento con Gonzalo Abdala. Rientrato Parisi, Abdala in vantaggio
su Onorio Abdala, calcia Murato. Però il Benevento guadagna metri e secondi. Ora la squadra di Scarpitti gioca anche col cronometro, avanti di 3 reti. Renoldi, Montefalcone, Abdala. Elude l'intervento di Cividini, ancora Abdala che alza la testa in avanti, cerca e trova Caruso che la mette giù. Caruso, ancora Caruso, fallo, calcio di rigore per il Benevento, cartellino giallo per Parisi. Caruso dal dischetto. Parte Caruso. È il gol di Umberto Caruso che firma il 4-0. È il gol numero 19 in campionato per Umberto Caruso a 5:56 dal termine. Riparte la Futura con il 5-4. Pizzetta. Attenzione, Rafinha intercetta il passaggio di Scopelliti e quindi Pizzetta. Onorio ci prova. Pizzetta, palla deviata, corner. Attenzione a Minnella, sinistro deviato da Volonnino, altro calcio d'angolo. 5 minuti 6 secondi. Cadu, Onorio, Pizzetta, Montefalcone sul primo palo. Attenzione a Minnella, buona trama della Futura, calciato male il 99, riparte il team di Martino, 4:30 al termine della gara. Onorio, ci prova Pizzetta. Occhio a Pizzetta, palla deviata, ne ha un tocco con la mano il numero 8 della Futura. Cadu, Onorio, Cadu, carica il sinistro, addosso a Volonnino, palla ancora in campo, quindi Onorio. Avanza ancora Cadu. Onorio, largo, Pizzetta, Scopelliti, la palla resta lì. Alla fine non riesce a calciare Minnella, anzi Cividini ora con la maglia del portiere di movimento, lotta con Volonnino, palla che esce, rimessa per
il Benevento. (3:41 da giocare). Benevento vuole respingere l'assalto del Sulmona, che alle 18 ha giocato sul campo del Soverato vincendo in rimonta per 10-4. Occhio intanto Abdala, un po' di spazio, salva Pizzetta e poi Renoldi, torna da Abdala, palla sul fondo, occasione per il numero 10. Onorio intercetta Renoldi, palla che resta lì. Riparte il 5-4 di Martino, rientrato Cividini con la maglia del portiere di Movimento. Intanto qui Pizzetta sbaglia l'appoggio per Scopelliti. Renoldi, Abdala, Rafinha chiude il triangolo, ancora Abdala, Caruso 1-2, Abdala, palla che resta lì. L'ultimo tocco è del giocatore argentino del Benevento. 2:50, rientra Renoldi al posto di Caruso a difendere il power play di Martino. Mette fuori Renoldi, palla che torna a Scopelliti, in avanti, trova nessuno, rimessa a Benevento, time out per Scarpitti. Abdala, Rafinha 1-2, sollecitato Caruso, Montefalcone scusate, lancio lungo per Caruso di testa, Parisi si oppone, rientra Cividini per il 5-4. Giocata qui, attenzione alla conclusione di Scopelliti sul fondo dopo la scucchiaiata di Cadu. Altro lancio di Montefalcone, Abdala la tiene, Abdala il tocco sotto col petto, Parisi, la palla è ancora di Abdala, riparte la futura con Cadu. 1:40, ultimi 100 secondi di questa partita. Occhio a Pizzetta, Murato. Ci prova Cadu, addosso a Rafinha.
Calcio d'angolo per la Futura. Onorio, Cividini, Cadu, palla fuori, Pizzetta, destro deviato, altro calcio d'angolo. Ultimo giro di lancette di questo Benevento Futura. Pizzetta, Cadu, Pizzetta ci prova, addosso a Zonta. Benevento che venerdì prossimo, dopo la Coppa Italia, sarà di scena sul campo dell'Itria a Fasano, mentre la Futura ospiterà il Cusmolise per la giornata numero 22. Pizzetta, palla che passa, Cividini non riesce a calciare, non c'è fallo. Alla fine Rafinha col destro, palla che termina fuori. Ci ha provato ancora Rafinha Rizzi. 30 secondi al termine. Rafinha intercetta, passaggio, altra rimessa. Benevento che sta per trovare la vittoria numero 16 in campionato. Squadra di Scarpitti sale a 50 punti. Pizzetta sul fondo. Forse sarà l'ultima azione del match. Latine Rafinha. Inizia il countdown. Suona la sirena, vince il Benevento che batte 4-0 la Futura. La squadra di Scarpitti respinge l'assalto della Sulmona e torna a più 4, salendo a 50 punti in classifica. Decidono le reti di Rafinha nel primo tempo e quelle di Rosato, Salas e Caruso nella ripresa. È tutto dal Palatedeschi, noi ci salutiamo qui, ci rivediamo martedì alle 20, sempre qui dal Palatedeschi in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie 2 Elite, dove il Benevento 5 ospiterà l'Academy Pescara. È tutto, buon weekend di futsal!